Bravi, bravi. Eravamo preoccupati. Vai, Dovevo dargli guarda che dietro le tue spalle, dietro! Perché il signore lì, mentre siete passati i giuretti, difatti mi sono sbucato davanti. Passiamo all'Iveco SP Autocari di Brescia che ci ha dato una buona mano economicamente e ci ha partecipato. Poi la fotografia, pronti la fotografia, un attimo, allora consegnate i premi, il primo, il secondo e le medaglie. Un applauso, grazie mille. Magni Sofia al secondo e Magni Beatrice al terzo. L'autorità Marco Raggi si abbia occupato. Gambato e Giancarlo Vecchi. Un applauso. Sopini e Mangili, assoluti. Roberto ti conviene scendere. Ricci. Ok. G maschile, Cotari Ivan. Seconda posizione Ricci, terzo Giorgioni. Venturelli, Leghi, Clegenti, Picconi. Do la parola al nostro signor sindaco. Ciao il sindaco di Brescia, Adriano Paroli. Io vi saluto solo e vi ringrazio per la giornata che state facendo vivere a tanti. Un po' di invidia perché mi sarebbe piaciuto essere in grado di correre come voi anch'io. Prima o poi ci riuscirò, così ci riuscirà come riesce sempre a fare tutto quello che fa, perché anche oggi davvero l'organizzazione, nonostante il tempo, le difficoltà, il freddo, ma lo sport è lo sport, e la nostra città ha davvero voglia di sport e voi anche questa mattina
si è aiutato ad aumentare questa volta. Grazie e tanti saluti a tutti. Bianchi, Virgilio Poloni, Alberto Scavelli, Paolo Razzi. Un attimo ancora, un applauso a tutti questi collaboratori. Il Pipula potete scendere dal palco tutti. Grazie. Primo della categoria I maschile. Signora Antonella e la signora Agnese che tutte le domeniche nelle manifestazioni dicono che ci danno una mano a seguire e Poi sì, è secondo. E Oriele Frido. Sì. ecco via. E tanti auguri, grazie alla vostra collaborazione. Niente, la manifestazione quest'anno, anche sotto l'altro abbiamo ultimata, ringraziamo tutti i collaboratori che ci hanno dato una mano, i due Lorenzi qua, Giancarlo, la signora Paola, tutti quelli che erano allo scuola, le bandierine e tutto.